seguiti verso le 2 del pomeriggio, stava celebrando messa e poi prima della benedizione finale, dopo la benedizione finale, arriva un fedele e cardinale. Che ha provato in quel momento, Eccellenza? No, inizialmente non ho creduto, perché pensavo a uno scherzo, dato che è facile in questi tempi scherzare, resterà, se ne andrà, pensavo che fosse una battuta. Poi mi hanno detto, ma guardi, è sul cellulare, ho detto no, ne parliamo in sagrestia ma non sull'altare, poi in sagrestia ho scoperto che era vero e la cosa mi ha un po' stordita, anche perché era in attesa, qualcuno non crede, ma io non sapevo niente. Non c'era stata nessuna nuvoletta che preannunziava quel momento e quindi un po' di sorpresa e poi ho dovuto prendere atto della cosa. La mia permanenza ad Agrigento, il mio andare, non è legato a questa nomina, perché la nomina dipende dal Papa, diciamo così, è il Papa che la fa, mentre l'andare in un'altra diocesi, avere un'altra responsabilità, questo dipende dalla nunziatura e dalla congregazione. Per cui se io vedo il Cardinal Bassetti, lui è vescovo di Perugia ed è rimasto, potrebbero dirmi vattene, come potrebbero dirmi resta. A sorpresa anche questa. Prima di tutto non è uno scatto di gradi, perché credo che è un servizio che devo continuare a svolgere, così come ho svolto sino adesso, da quando sono stato ordinato vescovo nel 2000, l'ho preso come servizio e non come un grado in più. Anche questo dell'essere cardinale è un servizio e niente di più. Che prendano atto, io mi meraviglierei se adesso, perché sono cardinale, ascoltano più di prima, perché gli appelli e i gridi sono stati sempre gli stessi, da quando sono arrivato 6 anni e mezzo fa, sino a Natale, sino all'Immacolata, quindi non è che cambierò il registro né batterò il pugno sul tavolo perché sono cardinale, ma gli altri, io spero che le cose dette prima continueranno ad essere dette dopo. Io la cosa che dico, più che un riconoscimento alla mia persona, perché ho fatto solo il mio dovere e niente di più, credo che un riconoscimento a questa terra. Il Papa, venendo a Lampedusa, ha scoperto questa parte del mondo e lui, già parlando di Lampedusa, ha detto che questa è una terra dove povertà e dove accoglienza sanno camminare insieme. E questa è stata la sua bella scoperta e ritengo che questa diventa la nostra bella novità. Allora è un riconoscimento a questa terra che sa aprirsi nonostante le difficoltà, nonostante i 1000 rifiuti, e che il Santo Padre ha saputo guardare di qua e ha dato un segno del suo affetto a questa terra e soprattutto alle povertà che qua ci sono e quindi diventano un invito a darci da fare ancora di più. Credo che questo dovrebbe inorgoglirci, ma non quell'orgoglio per dire ma guarda siamo i primi della classe, guarda ci danno fiducia e se il Papa ci dà fiducia dobbiamo anche meritarcela. Ma io non credo che mi stia cambiando niente, no? Ma io lo ripeto, ma non per finta umiltà, io continuerò a fare quello che ho fatto. Se ha avuto un significato nella Chiesa siciliana il lavoro che ho fatto, continuerà ad averne ancora vantaggio. Se devo aumentare, io ieri dicevo mettere una marcia in più, senz'altro la metterò, anche per non tradire la fiducia del Santo Padre. E quindi non vi lascerò in pace e non lascerò in pace gli altri, perché poi quello che faccio è legato al Vangelo e al dovere, non ai capricci, ai pallini. Io l'unica cosa che dico è che questa nomina fatta dal Santo Padre non devo fare la spesa dei poveri, perché non devono giovarmi loro per diventare importante io. Io se ho lavorato per i poveri, ho avuto modo di dirlo anche al Santo Padre, l'ho detto tante volte, sono in debito con mia madre, che da piccolino quando mi allattava sempre mi diceva che devo amare i poveri. E da allora, un po' con lei, un po' da solo, sono andato avanti in questo. Quindi l'impegno continuerà, ma lo farò davvero come servizio, perché sarebbe un'offesa per loro se grazie a loro io mi ritrovo ora su una sedia diversa. E questo non vorrei mai farlo perché andrei contro la mia coscienza.
E voglio approfittare anche di questo momento per ripetere il mio grazie e la mia gratitudine a lui per l'atto di fiducia. E lui mi ha chiesto di lavorare in povertà, è la cosa che ho fatto e tento di fare, quindi poi ci siamo comunicate alcune confidenze così, mi viene da dire, ma è perché l'ho scoperto anche a Lampedusa, che stando vicino a lui si sente un amico vicino, un padre e un fratello, per cui abbiamo parlato così, con questa semplicità che voi conoscete la sua e che lui mette a proprio agio chi gli ha di fronte, e quindi siamo stati un po' al telefono e raccomandazioni non me ne ha fatto, raccomandazioni semmai è quella frase, vive in povertà, e credo che questo sia la chiave di tutto. Ho cercato di viverlo sino adesso e a me viene da ridere quando mi dicono sei principe, no? Perché quando penso alla mia famiglia di origine, mio padre un appuntato, mia madre casalinga, la vita difficile nei primi tempi della mia vita, e quindi non è che ora sono diventato principe, no? Il sangue è ancora rosso, quando diventerà blu poi vediamo, mi carico la penna stilografica. No, lo dicevo, il lasciare Agrigento non dipende dalla nomina, perché questo è un fatto che riguarda il cambio di sede, l'annunziatura e la congregazione, mentre la nomina dipende dal Papa. Per cui potrò restare qui, mi dispiace per voi, potrò andare via e felici voi, ma no. E anche queste sono una battuta. Facciamo quello che il Signore ci chiede, niente di più. Sapete quanto è grande la mia devozione per Papa Francesco, quindi lo stimo, gli voglio bene. E io la cosa che ho detto sempre qua alla Chiesa di Agrigento, sono contento che con la nomina di Papa Francesco non abbiamo dovuto cambiare niente nelle nostre modalità, perché siamo in piena sintonia, e questo lo dico a voi per garantirvi che quello che si fa lo si fa perché si crede. L'ho fatto sempre perché si crede, non ho nessun interesse personale, non ho niente da raggiungere se non aiutare questa Chiesa. E se permettete, oltre il grazie al Santo Padre, che è giusto che gli vada perché mi ha dato un atto di fiducia che non è usuale, no? E quindi gli ripeto la mia devozione, il mio affetto, ve l'ho detto, lo sento padre, lo sento amico, fratello, anche se non ci si vede spesso. Ma il bello è che tutte le volte che ci siamo incontrati, la prima domanda che sempre mi ha fatto: che si dice ad Agrigento e a Lampedusa? Volevo dire grazie alla Chiesa agrigentina, e sono contento per la Chiesa agrigentina, perché ritengo che questo è una medaglia che il Papa dà a questa Chiesa, e che Agrigento sia nominata da più parti. E io che vado in giro per l'Europa per il motivo dell'immigrazione sento dire Agrigento, io sono fiero per voi e sono contento di aver fatto questo servizio per il bene di questa Chiesa, e sono contento che anche questa nomina è un riconoscimento alla Chiesa di Agrigento. E poi non l'abbiate a male se dico un grazie anche alla Chiesa di Messina. No? Tutto inizio da Perché a quella Chiesa sono legato, sono nato lì, ho avuto il dono della vita, il dono della fede, sono cresciuto, seminario, sacerdozio, anche vescovato, e quindi vorrei far arrivare un grazie a quella mia gente che assieme a voi, insieme siete la mia gente davvero. Questi tre grazie, e poi il Padre Eterno legge quello che c'è nel cuore e credo che ci sia gratitudine per Lui che mi dà fiducia. Voi sapete, come una squadra di calcio, un allenatore sposta i suoi calciatori, li mette in panchina o li mette in campo, questa è in quell'idea che l'allenatore porta, no? E credo che anche qua, io ho sempre, Monsignor Fasola, che fu vescovo pure qua, mi ha insegnato una cosa, mai chiedere e mai rifiutare. Per lui era il suo stile di vita. Io mi sono ritrovato in situazioni che non avrei mai pensato o richieste, però dato che da quando sono diventato prete mi sono messo a disposizione di Dio e della Chiesa con le mie povertà, ecco che allora sono qui e quello che mi si chiederà lo farò. Io ho sempre detto che mi dovrete sopportare, se il resto sono contento e lo faccio con amore. Se mi dicono di andare via, con altrettanto amore faccio le valigie e me ne vado. No, niente, ho detto Franco, aumenti il servizio,
perché ogni tanto mi devo consolare io da me, no? E dato che anche il Papa per telefono mi ha detto questo è un servizio che chiedo, io già ieri dopo la messa, quando ho avuto la certezza, mi sono detto buon lavoro, perché è questo il senso di quello che vi ho detto, non è un grado in più, né mi vedrete con i gradi in più, ma se devo lavorare di più, lavorerò di più. Siamo stati la diocesi fortunata perché Lampedusa è anche Agrigento, non è a oltre, perché se noi diciamo se è stata a Lampedusa deve venire ad Agrigento, vuol dire che anche noi frazioniamo la nostra terra e cadiamo nel nostro gioco. Se lui è venuto a Lampedusa è venuto ad Agrigento, tant'è vero che ogni volta mi chiede che si dice ad Agrigento e a Lampedusa. E la prima persona che ho pensato non era una persona, sono state persone. E siete stati voi, ora non lo dico perché ci sono le telecamere, perché sentendo che il Santo Padre mi chiamava a questo servizio, voi siete la mia famiglia. E la prima cosa che ho pensato ad Agrigento. Ripeto, non dico bugie, altrimenti mi crescerebbe il naso, già il mio è solenne. Vittorio. No, cioè, lei è stato segretario di Monsignor Fasola. Ecco, ma lei è stato qui o quando Monsignor Fasola era a Messina? No, quando lui è venuto a Messina. Io ricordo che dopo 15 giorni venni ad Agrigento a prenderlo. E fu il mio primo viaggio nella macchina grande fuori di Messina e con un po' di timore, tant'è vero che l'ammaccai vicino al Sant'Anna perché con quelle curve io ero abituato con l'850. No, la Golf mi va bene e anche la Vespa mi va bene. La Vespa è quella di rappresentanza, il colore è giusto, quindi la macchina no. Anna Rita e poi Salvatore. Con la gente che c'era là che mi vedeva tremare. Ha parlato con tuo fratello? Vabbè, poi dopo, perché il telefono da ieri ad oggi, qua per adesso sta, e non ho avuto la possibilità di fare tante telefonate. Sono riuscito a fare la telefonata a Santa Marta, però il Papa era fuori e poi è stato lui a chiamare. Poi qualche altra telefonata spicciola come capitava. Salvatore? È una nuova svolta della Chiesa, no? Cioè il Papa che premia l'operato e la missione dell'Arcivescovo Montenegro. Ma perché premia e non chiede che continui la missione? Sì, questo era sottinteso. No, perché credo che è questo, i premi, quando c'è il servizio, e ve lo dico perché l'ho sempre vissuto così, non è un premio, essere vescovo non è un premio. Essere vescovo è dire, senti, ora svolgi il tuo servizio da vescovo, ora mi si dice svolgi il tuo servizio da cardinale, ma è quel servizio a cui io devo essere fedele, che deve riempire il mio cuore e la mia vita. E i primi passi sono quelli che ho fatto, non è che devo cambiare strada. Io il problema dell'immigrazione ho incominciato con Caritas, prima di essere vescovo, ho continuato da vescovo con Caritas. La mia vita sacerdotale è stata impastata dai poveri, anche se non ho potuto lavorare direttamente con loro, ho sempre lavorato per loro. Sono arrivato qua e mi sono ritrovato in un territorio dove il problema della povertà è forte, la povertà che viene da fuori e la povertà che c'è dentro. E quindi non è che cambia niente da adesso in poi, devo cambiare registro. Semmai devo alzare il volume, non della mia voce, dell'intensità del mio servizio. Ma non cambia niente, perché sarebbe strano. Là mi chiederei io e mi porrei un interrogativo grande, ma perché ora devi fare di più? Allora prima non avevi fatto tutto quello che potevi fare. Io credo che in coscienza sino adesso ho tentato di fare tutto quello che potevo e continuerò a fare tutto quello che so fare, perché i miei limiti ormai li conoscete tutti e sono tanti. Le cose che so fare le metto a disposizione degli altri. Io vi ho detto, non mi interessa solo la cattedrale, anche se la cattedrale ha suo interesse. A me interessa la cattedrale e il centro storico, anche se tante volte qualcuno gioca, a lei interessa la cattedrale e non il centro storico. A me interessano tutte e due. Adesso tutte le porte a cui ho potuto battere, non per ottenere favori, ma per
dare la giusta attenzione li ho fatto. Se vedo che ci sono altre porte da bussare, lo farò, perché a me interessa Agrigento. È quello che farò anche riguardo all'immigrazione. Non dovrò fare niente di più di quello che ho fatto, ma essere fedele a quello che ho tentato sempre di fare. Quindi non aspettatevi cambiamenti, perché ormai la macchina è questa. Semmai va usurandosi, questa sì, ma non c'è niente da aggiungere e niente da togliere. Il mio impegno resta sempre quello che ho fatto. Credo che qua il problema è la città di Agrigento e il territorio di Agrigento, e tutti i problemi che sino adesso li ho affrontati restano. Sarebbe bello se con la nomina di cardinale finissero tutti questi problemi. No. Ma non mi puoi dire fa prima questo e poi questo. Io quello che ho fatto l'ho sempre fatto normalmente. Grazie Eccellenza per questo Io intanto momento. devo dirvi grazie per il servizio che avete svolto sino adesso nei miei riguardi, per l'attenzione che avete avuto per le cose che ho fatto e anche per le cose che non ho fatto. Ecco, io spero che questo dialogo possa continuare. Non siamo uno di fronte all'altro, ma insieme stiamo remando per il bene di questo territorio, per cui diamoci da fare, sperando che Agrigento vada sempre più su. Grazie a tutti.